Ciao ragazzi, benvenuti su mattoscacco.com. Oggi ci facciamo un paio di riflessioni insieme perché quando ti ritrovi a fare gli esercizi di tattica, sai che lì succederà qualcosa e quindi ti scervelli per cercare la soluzione, una continuazione forzata, uno scacco, un qualcosa che comunque ti porti in vantaggio. Però il problema è che quando giochi le tue partite non c'è nessuno che ti dice guarda, qui muove il bianco e fa scacco matto in quattro mosse. E quello è il problema degli scacchi. Quindi tu puoi allenarti quanto vuoi, ma poi magari queste soluzioni, queste combinazioni all'interno delle tue partite non le trovi. Quindi oggi volevo analizzare questa partita che è stata giocata nel lontano 1945 fra Smyslov e Rudakowski e andiamo a fare un po' di considerazioni insieme per quanto riguarda la struttura dei pedoni, i pezzi in gioco, eccetera, eccetera. Poi cerchiamo di capire come ha giocato il bianco, come doveva giocare e come ha giocato il nero e come avrebbe dovuto giocare. Allora, un paio di considerazioni. Struttura di pedoni. Ora non si capisce bene qual è stata l'apertura che ha portato a questa struttura, però possiamo immaginare che al bianco manca il cavallo in F3, al nero manca il cavallo C6, al bianco manca il pedone in D4 e al nero manca il pedone C5. Se 1 più 1 fa 2, a casa mia qui veniamo ad una difesa siciliana dove sono stati cambiati i pedoni centrali, sono stati cambiati i cavalli. In più, questa struttura di pedoni è data molto probabilmente dalla variante Svesnikov, spero di averlo pronunciato bene, della siciliana, quindi probabilmente arriviamo da questo tipo di difesa. Il vantaggio del bianco è minimo, il numero di pezzi è assolutamente pari, il numero di pedoni è pari, abbiamo questi due pedoni centrali del bianco che sono molto forti. Per quanto riguarda le debolezze, abbiamo come debolezza questa diagonale di case nere che però è protetta dall'alfiere, quindi questo alfiere è fondamentale per ora per il bianco. C'è una casa potentissima in D5 che potrà essere presa dal bianco se non fosse che ora questa casa è protetta due volte dai pezzi del nero, quindi non è ancora il momento di fare il saltino su questa casa. Sicuramente c'è un pedone debole del nero, pedone di 6, un pedone arretrato, ripeto, un pedone che non è protetto da nessun altro pedone ed è solo proteggibile da pezzi, quindi può essere mirino d'attacco da parte del bianco con torre di 1, cavallo B5, l'alfiere con una serie di manovre potrà comunque anche lui creare pressione. Queste sono tutte idee, considerazioni così generali al di fuori del lato pratico. Poi c'è la colonna F che dopo un cambio si aprirà con eventuali anche sacrifici in F6, quindi questo alfiere deve stare a guardare questo cavallo, altrimenti si rischiano sacrifici. Il nero potrà invece piazzare sicuramente una torre sulla colonna C e andare a fare pressione. Se questo cavallo del bianco si toglie da qualsiasi parte, c'è da dire che cade ora a questo punto, quindi il pedone C2. Quindi queste sono un po' tutte considerazioni da fare. Entrambi i giocatori hanno la coppia di alfieri e gli alfieri, la coppia di alfieri quando sono alfieri affiancati sono molto forti, cioè quando sono vicini, poiché se andiamo a fare un disegno controllano praticamente queste diagonali in modo fortissimo, idem anche per gli alfieri del nero che però sono un po' meno forti proprio per la mancanza di spazio, soprattutto questo alfiere camposcuro è un po' soffocato. Quindi un po' per queste ragioni, un po' per il pedone arretrato, un po' per questi alfieri poco attivi, eccetera, eccetera, qui questa colonna F che si potrà aprire, il bianco è leggermente in vantaggio. Ora, una mossa possibile appunto del bianco poteva essere subito torre di 1 per prendersi questa colonna semiaperta, fare pressione su questo pedone di 6 e iniziare anche a mettere in gioco la torre in A1 che in effetti al momento è l'unico pezzo del bianco che non sta facendo nulla. Probabilmente un Karpov avrebbe giocato questa mossa. Qui il bianco gioca F5. F5 ha l'idea di chiudere ulteriormente le case a questo alfiere
che in questo caso secondo te dovrebbe andare? Quali sono le possibilità? Non abbiamo tante case in effetti. Qui non può andare, potrebbe andare qui in C4, potrebbe andare in D7 o potrebbe andare in C8. Secondo la tua comprensione degli scacchi, dov'è più giusto che vada? Pensaci bene, ti lascio 10 secondi per pensarci. Ecco, sono certo che in un primo momento tu abbia pensato subito a alfiere in C4. Ti dico subito che la mossa più corretta invece era per esempio di andare o in D7 o addirittura anche in C8, però è meglio in D7 perché se non altro non ostacola la comunicazione fra le due torri. Perché questo alfiere si doveva ritirare? Perché? Se questo alfiere va in C4, dici cavoli, almeno non lo metto in una posizione passiva, lo metto in C4. Secondo te il bianco cattura o non cattura? Certo che cattura, perché? Perché il piano del bianco è quello di prendere la forte casa di 5 e quindi l'alfiere campo chiaro del nero che controllava la casa di 5 era importantissimo. Da D7 poteva andare tranquillamente C6, ricontrollare questa casa e fare ora lui pressione su questo pedone debole del bianco. Quindi questa era l'operazione semmai da fare per quanto riguarda l'alfiere campo chiaro del nero. Giocarlo in C4, cioè cambiarlo, rende la casa D5 ancora più controllabile da parte del bianco, che ora ha proprio come piano quello di andare con l'alfiere in G5, cambiare il cavallo ti ricordo che questo cavallo è l'ultimo difensore della casa D5, quindi a seguito del cambio, per esempio cattura d'alfiere, la casa D5 è completamente nelle mani del bianco. Questi sono i ragionamenti da fare in un medio gioco come questo. Infatti, alfiere G5, torre in F va in E8, cambio di alfiere proprio tutto secondo i piani e ora bam, cavallo D5. E qui, siccome si minaccia anche la cattura eventuale dell'alfiere con impedonatura e quindi poi possibili entrate di donna, l'alfiere si ritirò in D8, mossa assolutamente ottima. Tu dirai, vabbè, ma qui il nero non poteva catturare subito il pedone C2. Eh, Prendersi questi pedoncini quando la situazione è tragica non è mai cosa buona e giusta, perché donna per C2, torre per C1, intanto si sviluppa anche questa torre. È vero che il nero ora si pappa un altro pedoncino, però donna G3 con l'idea di catturare e il nero non può catturare perché ha questo pedone inchiodato. Il re si toglie dall'inchiodatura, donna H3, si minaccia anche questo pedone. E insomma, la partita non è assolutamente a favore del nero. In più il bianco potrà entrare anche in settima con la torre e buonanotte. Quindi non è mai cosa buona andare a catturare questi pedoncini. Quindi abbiamo detto alfiere di 8. Ora questo pedone è veramente in pericolo. C3, B5 cercando un controgioco, B3 scacciando la donna va in C5 scacco, il re si sposta, segue torre C8, il nero cerca di attivare tutti i suoi pezzi e adesso il bianco poteva spingere subito in modo aggressivo F6, invece preferisce giocare prima torre F3, il re si sposta e adesso F6. F6, qui il nero cattura. Probabilmente ti sarei chiesto, ma il nero non poteva andare in G6? Sì, sarebbe seguito torre H3, con l'idea anche di metterci davanti la donna. H5 per difendere questa sorta di attacchi. Donna G3, ora la donna è molto forte, può fare queste avanzate e dare matto. Torre G8 per evitare questo, donna G5, re in H7 per consolidare un po' la situazione e dopo torre, sacrificio di torre per H5, la situazione per il bianco è veramente critica. Matto. Ok, torniamo indietro dove su F6 non ha spinto G6 ma ha catturato con il pedone. Donna H4, si capisce subito che è una situazione pericolosa, ci sono possibilità di batterie torre donna,
scacchi eventuali, attacchi con il cavallo su F6, sono tante cose. Torre G8, scusa, cavallo per F6, torre G7, torre in G3 con l'idea di deviare la difesa di questa torre su questo punto a seguito di torre cattura per, qui donna H7 matto, alfiere per F6, donna per F6, raddoppio di torri, torre di 1, qui il bianco non teme assolutamente la cattura poiché questa torre è inchiodata, D5 il nero finalmente si libera della debolezza e adesso torre per G7, torre per G7 e qui il nero abbandonò poiché a seguito della cattura di torre si minaccia questa idea con matto e che cosa può fare ora il nero? Può per esempio mettere la donna in F8, mette la donna in C7, comunque sia c'è sempre torre di 8 e il nero non può ritornare con la torre poiché, ripeto, è inchiodata, è costretto a sacrificare la donna e ora il nero è costretto a giocare con una donna contro, con una donna in meno, quindi torre contro donna. Bene, spero che le analisi su questa posizione ti siano state utili e ti possono servire anche per i tuoi futuri giochi. Io ti ringrazio per aver visto tutto il video, lascia un like se ti è piaciuto, un commento e iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Noi ci vediamo domani nel prossimo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!